Amici sportivi ben ritrovati, gli highlights di questa settimana sono offerti gentilmente da Evocell e Mobius SRL, main sponsor per la stagione sportiva 2023-2024. È un'azienda sul mercato italiano da oltre 25 anni. Leader per know-how ed esperienza nel settore della produzione di isolanti termici ed acustici. Ha sede a via Albertario 6365 Fano. E distretto Case e Agenzia, leader nel settore immobiliare, presente con 4 sedi a Montecchio Maggiore, Vicenza, Sovizzo e Jesolo. A Montecchio Maggiore la puoi trovare in via Europa 57.1, sito web www.distrettocaseagenzia.com. Andiamo ora a vedere insieme le immagini del match. Siamo qui con Fabrizio Cacciatore al termine del match vinto dal Montecchio 2-1. Inizio subito, Fabrizio, per portarti i complimenti del patron Romano Aleardi, che mi ha chiamato poc'anzi e in battuta mi ha detto: mi raccomando Germano, portate a casa i 3 punti e non lasciateli a Belluno. Allora, intanto ringrazio il patron per il saluto. Ce l'abbiamo messa tutta e oggi abbiamo fatto un'altra prestazione di carattere importante e siamo riusciti a portare a casa i 3 punti che sono fondamentali per il nostro cammino. Un primo tempo in cui il Montecchio ha cercato di contenere il Belluno, i Dolomiti bellunesi, e poi il secondo tempo che è stato molto cinico, cosa che magari è mancata in altre partite, la cinicità del Montecchio, e poi a soffrire il giusto per portare a casa questi 3 punti. Sì, intanto giocavamo contro una squadra ben organizzata, forte, c'è da fare i complimenti ai Dolomiti perché è una squadra importante quest'anno, sta facendo un campionato importante. Sapevamo che era una partita difficile, soprattutto nel loro campo, però l'atteggiamento ci ha portato a fare il risultato con merito, penso, nel senso a livello di prestazione fatta dai ragazzi. Sicuramente la strada è ancora lunga, abbiamo ancora tanto da lavorare, ora ci godiamo fino a stasera questa vittoria e da domani di nuovo testa, perché domenica si gioca di nuovo. L'ultima domanda, Fabrizio: rispetto a domenica scorsa hai fatto alcuni cambi nella formazione degli 11, tutti presenti, abbiamo visti sia quelli che sono entrati dal primo minuto rispetto a domenica scorsa e anche quelli che sono subentrati, veramente tutti sul pezzo, e questo è molto importante. Fa la differenza questo. Io ho detto ai ragazzi che io sono arrivato e per me erano da valutare tutti e si sono fatti trovare pronti sia sabato scorso che oggi. La differenza la fa il gruppo. Quando tu entri con una mentalità importante, sia che gioca un altro o che gioca uno al posto dell'altro, la differenza la fa sempre la testa, e questo in questo momento c'è stato. Perfetto, grazie Fabrizio. Come una meteora si piomba sul pallone al lato destro, ancora Segalina mette un bel pallone al centro per Crestani, ancora Crestani, arriva Penzo, tiro, gol! Porta in vantaggio il Montecchio Maggiore al minuto numero 46, bella Pablo, parte il tiro, grossa il giro ed ecco che colpisce alto, in anticipato, vediamo Visinoni, c'è largo a destra, vediamo ancora 1-2. Bella, mette palla al centro, vediamo Segalina, ancora Segalina, cerca lo spazio, tiro con i piedi, arriva Penza, gol! Di Belluno, azione insistita sull'asse Visinoni-Segalina e arriva il primo gol, il Rise. Crestani e Pegoraro, il pallone ballonzolava lì in area di rigore, bisogna calciarlo via. Parte ancora, attenzione, che cerca di andare al cross, attenzione, del gol, il gol di Lunis, minuto numero 72. Villas che cercherà il lancio lungo, attenzione. Fuori gioco. Numero 46 da Tommaso Pegoraro, il minuto numero 65 di Penzo, e poi